Incandescente sull'autonomia, il presidente del Veneto Zaia e quello della Lombardia Fontana scrivono al premier Conte: non servono pannicelli caldi, non firmeremo accordi farsa. Continua la strage sulle strade del Veneto, altre 3 vittime a Nervesa, van contro un albero, morti 2 cittadini cinesi, a Rubano muore il motociclista 53enne, grave la compagna. In corso l'udienza di convalida dell'arresto per le 2 donne accusate di aver ucciso il 57enne Paolo Vaia Vittorio Veneto, si sono avvalse della facoltà di non rispondere. Cielo rosso e fiamme visibili a diversi chilometri di distanza, paura ieri sera a Marghera, attivate in emergenza le torce della Versailles Fusina. Fiamme dolose ad una cabina elettrica a Firenze, il traffico ferroviario va in tilt in tutta Italia, pesanti disagi anche in Veneto, treni in ritardo di ore. Fa il bagno dopo aver bevuto una birra fredda, il cuore si ferma, 30enne salvato a Carle dai bagnini e da una dentista in ferie che è riuscita a rianimarlo prima che fosse troppo tardi. Disegnano con il gesso un cuore sul muro di una chiesa di Vicenza, sorpresi dalla polizia, 2 fidanzati dovranno pagare 500 euro di multa. Buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei TG di Antenna 3. In primo piano ancora la questione dell'economia, il tema si fa sempre più caldo, il presidente del Veneto Zaia e quello della Lombardia Fontana restano fermi sulle loro posizioni e ribadiscono in una lettera inviata come risposta al premier Conte. Intanto come testimonia il nostro counter che vedete in onda, il tempo per raggiungere l'obiettivo dell'economia continua a passare, ma sentiamo il primo servizio. Questo Paese può anche decidere di non adottare l'autonomia differenziata, però a questo punto si abbia il coraggio di modificare la Costituzione e decidiamo una volta per tutte che questo Paese è centralista. Ma i nostri ragazzi che se ne vanno dall'Italia non vanno nei paesi centralisti, vanno dove c'è autonomia e federalismo. Non indietreggia di un passo il presidente del Veneto Luca Zaia nella battaglia per l'autonomia, soprattutto ora che il tema è diventato pressante, se non vitale, per il governo. Anche oggi Zaia ribadisce che il progetto di autonomia del Veneto è redatto da un comitato scientifico. Non ce lo siamo scritti nel sottoscala, provoca. Questa è una cosa seria. Dello stesso avviso il collega lombardo Attilio Fontana, con il quale Zaia ha risposto con una lettera al premier Giuseppe Conte, che si era rivolto agli italiani del nord cercando di spiegare timori e prudenze. Conte apprezza, clima cambiato, dice, toni nuovi e diversi, ma di fatto Zaia e Fontana dicono no alle farse. Quelle di Conte sono esternazioni che ci hanno feriti, scrivono. Ora un accordo di qualità, un'autonomia vera, non un pannicello caldo, altrimenti non firmiamo. D'altro canto Zaia questo lo ripete con determinazione da giorni. Prossima tappa della discussione sull'autonomia giovedì. Intanto il tempo scorre inesorabile, come testimonia il counter in onda ogni giorno sulle reti media nord-est, che ricorda quanti giorni sono trascorsi da quel 22 ottobre 2017, data del referendum in Veneto e Lombardia, che ha consegnato un risposto chiarissimo sulla volontà dei cittadini. E sentiamo ora a questo proposito le parole del presidente della Regione Veneto Luca Zaia. I vantaggi dell'autonomia sono l'efficienza, la responsabilità, soprattutto per premiare la virtuosità, ma non si creerà un paese di serie A e di serie B. Questa è una brutta manfrina che non vogliamo più sentire. La verità è che da un lato i cittadini avranno risposte celeri e avranno viste ridotte le catene decisionali, dall'altro per quanto riguarda i cittadini del Sud finalmente riusciranno a misurare la qualità dei loro amministratori, perché questa è la verità. Oggi già abbiamo un esempio di autonomia che è quella della sanità. Non c'è l'autonomia del Veneto, non c'è l'autonomia della Lombardia o dell'Emilia Romagna, ma nella sanità tutte le regioni hanno un budget e hanno la gestione della sanità. Se ci sono ancora regioni che vedono i loro cittadini costretti a fare le valigie per andare a curarsi fuori regione, molto probabilmente il problema non è dell'autonomia, ma il problema è della mala gestione da parte di qualcuno. Noi abbiamo fatto un progetto serio, validato a livello scientifico, non vogliamo la secessione dei ricchi, non possiamo accettare che si dica che vogliamo creare un paese di serie A e di serie B, e vogliamo solo l'efficienza, la responsabilità e la modernità di questo paese. Ovviamente il Veneto si candida a gestire le competenze che oggi
sono gestite da Roma all'interno delle 23 competenze previste dalla Costituzione. Il mio auspicio è che il governo da subito dia vita alla sua proposta di autonomia in maniera tale che si possa confrontarla con la nostra, e se ci sarà un punto di incontro la firmeremo. Se sarà una farsa, se sarà una finta autonomia, decisamente non possiamo firmarla, anche perché saremo irrispettosi nei confronti dei nostri cittadini e non rispettiamo comunque la Costituzione. E passiamo ora alla cronaca, perché non si ferma la strage sulle strade del Veneto, incidente mortale ieri sera lungo la Ponte Bana, una vettura, un van si è schiantato contro un platano, tragico il bilancio, hanno perso la vita un uomo di 46 anni e una donna di 45, ferito molto grave un trentenne, sono tutti di nazionalità cinese. Incidente mortale a Ponte della Priula, in provincia di Treviso. Una vettura tipo van con 4 persone a bordo è uscita di strada all'alba di oggi, schiantandosi contro un platano sulla strada in direzione Nervesa della Battaglia. Il bilancio è tragico, 2 morti e 2 feriti. Sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco, i carabinieri di Montebelluna e il SUEM. 2 persone di nazionalità cinese sono state trasportate all'ospedale Cafoncello, ma per loro non c'è stato nulla da fare. Sono decedute durante il trasporto in ospedale, mentre un'altra è ancora ricoverata in gravi condizioni. Una quarta persona, ferita in modo lieve, è stata portata invece all'ospedale di Conegliano. Ancora ignote le cause dello schianto, forse l'alta velocità o un sorpasso azzardato, ma saranno i carabinieri a stabilire cosa sia avvenuto. Ed un altro terribile incidente si è verificato in provincia di Padova, a Rubano, a perdere la vita un motociclista cinquantenne, lotta per la vita la fidanzata che era in sella con lui nella moto. Sentiamo. Amava la sua moto Franco Benato, amava la vita e la sua fidanzata. La sua corsa è finita in una calda notte di domenica lungo la regionale 11 a Sermeola di Rubano. Erano circa le 3 quando una giovane di 29 anni si è messa con la sua auto in via della Provvidenza, la regionale 11, da una delle laterali. In quello stesso attimo arrivava la moto che ha tamponato l'auto. Immediatamente sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare Franco Benato. Per lui non c'è stato purtroppo nulla da fare. Molto gravi sono apparse anche le condizioni della fidanzata, una cinquantenne di Mestrino che viaggiava sul Sellino. La donna è ricoverata in ospedale a Padova. Franco Benato, 53 anni, viveva a Selvazzano ed era un apprezzato artigiano. Sul posto anche i carabinieri. Omicidio di Vittorio Veneto, in corso l'udienza di convalida dell'arresto per le 2 donne, Patrizia Armellin e Angelica Cornaci, accusate di aver ucciso il 57enne Paolo Vai. L'altra notte a Vittorio Veneto le 2 donne si sono avvalse della facoltà di non rispondere. È stato anche conferito l'incarico per l'autopsia che verrà eseguita mercoledì dal medico legale Alberto Furlanetto. Proprio dall'esame autoptico si attendono risposte decisive su questo delitto. Fondamentale infatti sarà capire se l'uomo sia morto in seguito al colpo ricevuto alla testa con una spranga di legno che le donne avrebbero detto di aver inferto per difendersi, o se invece sia deceduto per soffocamento con il cuscino che è stato trovato sopra il volto dell'uomo dai primi soccorritori intervenuti sul posto. Ci spostiamo ora nel veneziano, a Marghera, perché c'è stata paura ieri sera quando gli impianti di Fusina sono andati in fiaccola. Il cielo rosso e l'odore acre hanno allarmato la popolazione, ma ci aggiorna al telefono Anna Maria Parisi. Buongiorno Anna Maria. Sì, buongiorno da Porto Marghera, dove ieri si sono vissuti attimi di autentico terrore e timore soprattutto, ma non soltanto qui, anche lungo la terraferma. Per cosa? Perché dalle 20:15 in poi sono stati tempestati i centralini dei vigili del fuoco per dei fumi che venivano visti appunto da Porto Marghera. Cos'era successo?
All'impianto Versalis di Fusina di Marghera si erano attivate le torce di sicurezza, quindi c'era questa grande luce rossa che si vedeva fino alla terraferma, a Mestre, soprattutto lungo la zona del Forte Marghera fino al viale San Marco. Le torce erano entrate in funzione a seguito dell'intervento dei sistemi di protezione dell'impianto dovuti ad un malfunzionamento di un motore di raffreddamento. Le sostanze coinvolte e bruciate in torcia erano etilene e propilene, infatti c'era una gran puzza di bruciato con un odore veramente forte che prendeva lo stomaco, così dicevano i residenti allarmati quando hanno chiamato sia i vigili del fuoco che anche gli agenti della polizia locale. I vigili del fuoco intervenuti con la squadra di emergenza interna per garantire la sicurezza dei tecnici che stavano operando per il ripristino totale dell'impianto, che è avvenuto soltanto nella mattinata odierna, proprio alle luci dell'alba. E, insomma, dopo tanta paura comunque la messa in sicurezza, quindi a detta degli stessi vigili del fuoco, dei pompieri, insieme alla squadra di emergenza interna, ribadisco, si è garantito la sicurezza di tutti e quindi l'impianto oggi è tornato a norma. Funziona regolarmente. Per il momento da Porto Marghera è tutto, la linea può tornare allo studio. L'incendio doloso di una cabina elettrica dell'alta velocità questa mattina all'altezza della stazione di Rovezzano alla periferia di Firenze ha bloccato per alcune ore la linea ferroviaria tra Roma e Firenze. La circolazione poi è ripresa seppur con marcia a vista, ma le ripercussioni si sono a catena appunto verificate su tutto il territorio nazionale. RFI ha comunicato che il principio di incendio è stato causato da un atto doloso ad opera di ignoti. Ritardi fino a 180 minuti per i treni ad alta velocità su tutti i grandi nodi metropolitani, con ripercussioni anche sul traffico ferroviario regionale. Assalti ai banchi di informazione, pesanti disagi anche in Veneto, con i passeggeri bloccati nelle stazioni, cancellati 25 convogli di alta velocità di FS e Italo. RFI ha annunciato che sporgerà denuncia contro ignoti. Malore che poteva essere fatale ieri sulla spiaggia di Duna Verde a Caorle per un trentenne di origini rumene residente a Conegliano. L'uomo è stato salvato in extremis. Ci aggiorna al telefono da Caorle Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Buongiorno da Caorle. Paura ieri mattina intorno alle 11 per un trentenne rumeno residente a Conegliano che si era gettato in mare dopo aver bevuto una birra probabilmente troppo fredda e mangiato delle patatine e non ha più dato segni di vita. Grazie ad un'equipe di professionisti, ad una dentista padovana è stato salvato. Ad accorgersi è stata proprio la donna di professione odontoiatra che si trovava in spiaggia con i suoi 2 figli. Ha iniziato a chiedere aiuto ed è intervenuto un agente di polizia in servizio a Marghera che a sua volta ha allertato i soccorsi mentre gli addetti al salvataggio si gettavano in acqua. Immediato l'intervento degli assistenti ai bagnanti che hanno portato il trentenne a riva sotto gli occhi della fidanzata e del fratello. In quel momento le sue condizioni erano molto gravi. A quel punto la dentista ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco per 5 minuti, poi è stato collegato il defibrillatore e il cuore è tornato a battere. Il giovane rumeno è stato poi trasferito in ospedale e le sue condizioni sono in miglioramento. Intanto c'è però chi tra i bagnanti ha lanciato proprio l'idea di scrivere al prefetto di Venezia per segnalare la professionalità e l'operato di tutti i soccorritori affinché vengano in qualche modo premiati per aver salvato una vita. Vedremo se lo faranno e se il prefetto li ascolterà. Da Caorle è tutto, restituisco la linea allo studio. E salvataggio anche sulle montagne vicentine, sentite cosa è successo. Valle del Pasubio. Un'alpinista è rimasta ferita mentre saliva il pilastro del Baffelan. La donna, una trentina di 46 anni, era impegnata con un compagno di cordata sul penultimo tiro della via Soldà, quando in vista di una sosta è scivolata. La caduta ha dato origine a un pendolo sulla corda che ha portato l'alpinista a sbattere sulla roccia più volte. Il compagno l'ha sollevata fino alla sosta e ha chiamato i soccorsi, ma il salvataggio non è stato dei più semplici a causa delle avverse condizioni meteo.
L'elicottero di Verona Emergenza ha imbarcato 12 soccorritori di Schio e Requaro Valdagno, portandoli fino al passo del Baffeland, da dove sono saliti fino alla cima per poi calarsi al luogo in cui la malcapitata e il compagno di cordata aspettavano i soccorsi. La ferita è stata calata per 250 metri e portata all'ospedale. L'ex sindaco di Vigonza, Nunzio Tacchetto, papà di Luca, il giovane architetto scomparso in Burkina Faso a metà dello scorso dicembre, scrive una lettera ai suoi concittadini nel giornalino comunale che viene spedito a 9.500 famiglie. Sentiamo. Nunzio Tacchetto parla per la prima volta da quando, 6 mesi fa, il figlio Luca è scomparso in Burkina Faso e lo fa con questa lettera pubblicata nel bollettino del comune di Vigonza e cerca di toccare il cuore dei suoi concittadini. Il futuro viene prima del passato è l'affermazione fulcro del suo pensiero, con la quale ricorda come le scelte che si fanno oggi vengano fatte guardando al futuro. Tacchetto ricorda proprio come il comune avesse mandato qualche anno prima aiuti concreti in quel paese poverissimo per sostenere lo sviluppo della loro agricoltura. Dal Burkina Faso, per ora, nessuna notizia dei 2 giovani, né di Luca né dell'amica, la canadese Edith Bless. Massimo riservo da parte della Farnesina. Il padre però crede e spera e conclude con un appello e l'invito a vivere il presente con determinazione, pensando al futuro, lasciando da parte sfiducia e indifferenza. Disegnano un cuore sul muro di una chiesa di Vicenza, multa di 500 euro. Anche se i disegni erano stati fatti con i gessetti, si tratta comunque di imbrattamento di una chiesa. Così per una giovane coppia di vicentini è scattata una multa da 500 euro e l'obbligo di ripulire quanto sporcato. Un cittadino ha avvisato la centrale operativa della polizia locale che qualcuno stava imbrattando una parete esterna della chiesa di Santo Stefano. Giunta sul posto, la pattuglia ha sorpreso la coppia di giovani che stava disegnando un cuore ed un fiore sui muri esterni del monumento. Per i due, un ragazzo italiano di 28 anni residente in città ed una giovane australiana di 27 anni di Creazzo, è scattata una sanzione da 500 euro. Gli agenti hanno inoltre impartito ai giovani l'ordine di ripulire immediatamente l'area. Fortunatamente si trattava di gessetti colorati, quindi facilmente ripulibile. Torniamo ora a parlare delle grandi navi, dell'iniziativa di sabato del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Vediamo. Le prime luci dell'alba rischiarano il cielo sopra la laguna di Venezia. Il sindaco Luigi Brugnaro arriva a bordo di un motoscafo e sale su una nave da crociera in ingresso in laguna. Col canale della Giudecca chiuso per la festa del Redentore, il percorso sarà diverso rispetto al solito. Questa è la buca di porto di Malamocco, che dimostra che si può entrare nel canale dei Petroli con una nave da crociera, di quelle le grandi navi da crociera. Qui siamo proprio al punto dove è stato costruito il Mose e questa è l'imboccatura del canale dei Petroli. Questa è la dimostrazione più ovvia che si può fare. È un approccio diverso al dibattito che riguarda il futuro della croceristica a Venezia, quello scelto da Brugnaro. Un dibattito che il sindaco intende evidentemente far passare dalla teoria alla pratica, attraverso una dimostrazione che in filosofia si chiama empirica, basata cioè sull'esperienza diretta. Guardate, questa è la curva che c'è del canale dei Petroli e vedete dritto invece è l'entrata di Porto San Leonardo, che è un porto speciale per le petroliere, che non conoscono mai, cioè le petroliere sono ferme lì, non sono ferme da altre parti, sono completamente fuori dal traffico ovviamente in sicurezza. Ci siamo alzati alle 4 di stamattina per dimostrare che le grandi navi possono arrivare a Marghera da Malamocco senza passare più davanti a San Marco, annuncerà poco dopo attraverso i suoi canali social il sindaco Brugnaro, che aggiunge: non c'è alcun pericolo, avevamo ragione. Le navi a Marghera possono arrivare, sono sempre arrivate, le costruiamo qui. Oggi c'è il Redentore, il canale Giudecca è chiuso, sempre, ogni anno è chiuso, le navi da crociera arrivano tranquillamente, percorrono tutto il canale di Petroli e arrivano qua. Evviva, si può fare, queste sono le grandi navi che possono evitare di passare per San Marco e per il canale della Giudecca. Abbiamo ancora da far vedere il canale Nord, che è la scelta addirittura più opportuna. La soluzione c'è, se ci sediamo con umiltà, con un po' di tranquillità, vi facciamo vedere a tutti, a tutto il mondo, che la soluzione c'è, è sempre stata alla portata di mano ed è quella che dice il Comune e la Regione. L'abbiamo sempre detto, lo stiamo confermando oggi, vogliamo che tutti possano vedere quella che è una realtà.
Linea alla regia, ora ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi, tra poco torneremo a parlare della carenza dei medici nella nostra regione. Eccoci nuovamente in studio con la prima edizione dei nostri telegiornali. In Veneto ne abbiamo parlato tante volte nel corso dei nostri telegiornali, mancano 1300 medici. La regione cercava 90 medici di pronto soccorso, ma dopo il maxi concorso ne entreranno in servizio solo 32. Sentiamo. La Regione cercava 90 medici di pronto soccorso e in tempi rapidissimi ha organizzato un maxi concorso. Alla fine saranno 32 quelli che entreranno in servizio nelle corsie dei nostri ospedali, 8 medici specializzati, 24 specializzanti all'ultimo anno di formazione. Sono i numeri di un'emergenza sotto gli occhi di tutti, con i casi eclatanti come il reparto di pediatria dell'ospedale Pietro Cosma di Campo San Piero, chiuso per garantire le ferie al personale medico, dopo i miracoli messi in campo dal lavoro di tutti per scongiurare l'emorragia di specialisti e il nuovo primario in arrivo il prossimo settembre. Dalle Alpi al mare, dalla Marca Trevigiana al Polesine, il ritornello resta lo stesso. Da Padova a scattare un'impietosa fotografia ci pensa il presidente dell'Ordine dei Medici, Paolo Simioni, che tocca il tasto dolente le scuole di specializzazione. In un paese dove è necessaria la specializzazione nei vari ambiti per poter accedere a un posto, diciamo, di dirigente nell'ambito del servizio pubblico, sanitario pubblico, questo comporta un blocco praticamente formativo e quindi anche delle assunzioni di medici, che poi si è tradotto anche nelle carenze che in questo momento conosciamo e stiamo vivendo. Sugli specializzandi è intervenuta la Regione Veneto, che ha aumentato il numero di borse di studio a disposizione. Adesso tocca al governo fare la sua parte. In fondo sono state aumentate circa 1 migliaio, 2000 circa, 1000 queste borse di specializzazione. Ci sono 18.000 medici che hanno concorso a queste borse di specializzazione contro circa 8.500 posti. Ora, se il problema c'è ed è un problema serio ed è un problema che va affrontato, la risposta non può essere certamente questa. In Veneto per ora si sta cercando di arginare il problema, ma il tempo per soluzioni concrete stringe. Oggi possiamo ancora far fronte a quelle che sono le emergenze con enorme difficoltà e grande sacrificio da parte di tutti i colleghi e anche grande capacità da parte degli amministratori di comunque cercare di riorganizzare i servizi, però se non c'è una prospettiva chiara e ben definita che deriva dal fatto di fare un vero, importante, grosso investimento sui giovani, non riusciremo tra pochi anni ad avere risolto il problema, quindi saremo punto e a capo. Torniamo a parlare della protesta dei residenti delle case ATER dopo il rincaro dei canoni di locazione previsto dalla nuova normativa regionale. Sentiamo. Particolarmente arrabbiata perché io vivo con la mia pensione. Cosa devo fare? La Regione Veneto si pone questo problema. Chiama in causa la Regione la signora Gina, perché è da lì che arrivano gli aumenti sugli affitti delle case popolari. E non è l'unica nel quartiere di San Paolo a Treviso, è precisamente nella zona del Biscione, una delle più popolari della città. Per questa gente è stata una vera e propria mazzata l'aumento in un sol colpo dell'affitto. Quanto le hanno aumentato l'affitto? Del 300%. E non è l'unica, stando al capannello di gente che questa mattina si è radunato sotto ai condomini. Quanto gliel'hanno aumentato il canone? Del 400%. Del 400%. E lei da quanti anni è che è qui? 35, più o meno, sì. Il signor Antonio ci racconta che ha deciso di stare su una casa popolare per poter far studiare i figli e poi ci fa vedere la raccomandata con il calcolo di quello che potremmo definire l'ISEE ATER, dove si tiene conto di tutto, anche di una vita di risparmi. Devo dar fondo a quei 4 soldini che io nella mia vita lavorativa ho messo da parte per la mia vecchiaia, la mia e quella di mia moglie. Perché se è vero che ci sono i soldi messi da parte, è altrettanto vero che serviranno per non essere di peso alla comunità. Non devo pesare nella comunità o andare dai miei figli, diciamo così, che anche loro hanno le sue difficoltà. Poi c'è chi addirittura l'aumento l'ha avuto ma senza i soldi in cassa. Non ti porta sa la gente, ma siamo privi di mettere via un soldo, dobbiamo domandare in comune che hanno altri.
Per i condomini vanno assolutamente riviste le regole per il ricalcolo del canone, tenendo conto di altri parametri come gli anni di affitto e la regolarità dei pagamenti, ma anche la condizione degli appartamenti, sia per usura che per classificazione energetica. Di questo conta di farsi portavoce il giovane segretario circoscrizionale del Partito Democratico. Abbiamo intenzione di organizzare un'assemblea pubblica e ci rivolgeremo anche al sindaco della città, insomma, perché è rappresentante di tutti i cittadini. È proprio con questa filosofia che la signora Gina manda questo messaggio al Presidente del Veneto. Caro signor Zaia, che tanto sei arrabbiato per l'autonomia, se questa è l'autonomia che tu vuoi portare mettendo i cittadini trevigiani con le spalle al muro e dovendo andare a chiedere la carità, hai sbagliato. Da parte mia ti dico... Ed ora l'ultima impresa dell'alpinista di Lonigo, Mario Vielmo, che ha scalato il Broad Peak, la 12ª vetta al mondo. L'alpinismo vicentino aggiunge un altro pezzo pregiato al suo già invidiabile medagliere e lo fa grazie a Mario Vielmo, celebre alpinista di Lonigo che è tornato ancora una volta in cima al mondo. Vielmo ha raggiunto la sommità del Broad Peak, una vetta di 8.043 metri che rappresenta la 12ª cima più alta del pianeta. La salita e la discesa sono state lunghissime ed estenuanti e l'alpinista ha trascorso nella parte più alta del massiccio quasi un giorno e mezzo perché il vento aveva cancellato quasi del tutto le tracce verso il picco. Con lui in vetta è arrivata solamente un'alpinista peruviana, dato che il team dello scalatore vicentino non ha usato ossigeno supplementare né portatori. Le straordinarie immagini dei campi d'alta quota sono state pubblicate dall'alpinista nella sua pagina Facebook e stanno facendo il giro del mondo. Il Broad Peak sorge nella catena del Karakorum, al confine tra Cina e Pakistan, e dista appena 8 km da quella che è nota al mondo come la montagna degli italiani. Il K2, si fa per dire, è a 2 passi e l'alpinismo italiano ha grande lustro anche a quelle latitudini. Vielmo aveva iniziato la sua esperienza himalayana nel 96 proprio sul Broad Peak, senza peraltro riuscire a raggiungere la vetta. Oggi, 23 anni dopo quel tentativo e con parecchi 8000 nel palmarès, compresi l'Everest e il K2, l'alpinista vicentino ha coronato anche questo obiettivo, portando in vetta pure la solidarietà verso i malati di distrofia di Duchenne. Un'occhiata ora alla nostra programmazione serale, subito dopo i TG torna 20:10, si parlerà questa sera di autonomia con Sara Moretto del PD e Alberto Villanova della Lega e poi come ogni lunedì l'appuntamento con Ring a partire dalle 21:15 in diretta in studio con Ferdinando Avarino, Roberto Marcato della Lega, Jacopo Berti del Movimento 5 Stelle, Nicola Talmi della CGIL e Settimo Gottardo, già sindaco di Padova. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Come sempre in chiusura uno sguardo alle previsioni del tempo. Arrivederci. Benvenuti al Meteo. Inizio di settimana in compagnia dell'alta pressione africana che porterà una nuova ondata di calore sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio di lunedì 22 luglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento su tutte le province, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota, il tempo dunque si manterrà asciutto e stabile dappertutto. Temperature minime tra 20 e 23 gradi, massime in aumento, comprese invece tra 31 e 35 gradi. Ci spostiamo sul Friuli Venezia Giulia dove la situazione sarà simile con tanto sole al mattino, poi il cielo tenderà a coprirsi sulle Alpi ma senza ulteriori conseguenze. Clima caldo con temperature minime tra 20 e 24 gradi, le massime invece oscilleranno tra i 29 e i 33 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige dove sarà bel tempo soleggiato ovunque, qualche nube in più sui settori alpini di confine come vediamo, ma sarà del tutto innocua. Temperature minime tra 18 e 19 gradi, massime piuttosto calde sui 35 gradi. Bene, dal meteo è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antena 3.